City Vision, il futuro dell'Intelligent City oggi, bentornati, è una giornata densa, ricca di stimoli, ricca di contenuti. Questa mattina è cominciata con gli interventi ispirazionali, gli speech di Alberto Mattiello, che ci ha dato la sua visione di come vivremo e come lavoreremo nelle città intelligenti del futuro. Poi ancora l'intervento di Dana Eleftheriadou, responsabile dell'Intelligent City Challenge della Commissione Europea, questa competizione, questa sfida che accompagna 100 città, tra cui la città di Padova, verso una evoluzione intelligente. E ancora abbiamo parlato di esperienze di Intelligent City europee, in particolare sotto il filtro della mobilità, ma ancora ci siamo occupati dell'esperienza di Smart Region, quindi dalla città intelligente al territorio esteso intelligente, raccontando in particolare l'esperienza veneta con l'assessore regionale Calzavara, e poi architetture digitali e architetture fisiche che contribuiscono a costruire un'Intelligent City. Abbiamo chiuso la mattinata con una carrellata di 6 tecnologie innovative che contribuiscono alla lotta contro il Covid e a sconfiggere la pandemia attualmente in atto. Riprendiamo questo pomeriggio con il grande tema della pubblica amministrazione digitale, al quale poi seguirà un approfondimento sugli open data e su un uso sempre più consapevole di questa mole di dati che continuiamo a produrre in quantità sempre maggiori quotidianamente. Chiuderemo poi con uno sguardo sul futuro che forse dovrebbe essere già un po' presente, il futuro di un paese che deve diventare innovatore. Ma cominciamo con questo segmento, questo panel che ha per titolo Snellire, semplificare, innovare, l'APA che migliora la vita al cittadino. 3 verbi: snellire, semplificare, innovare, ai quali le pubbliche amministrazioni in qualsiasi articolazione devono rispondere. Allora parleremo oggi con Antonino Mola, che si occupa di strategie ICT e agenda digitale per la Regione del Veneto, che ci racconterà qual è l'esperienza della Regione e ancora di più delle amministrazioni che all'interno della Regione del Veneto stanno sul fronte di una semplificazione dei rapporti con i cittadini attraverso il digitale. Poi con Infocamere, con Paolo Fiorenzani, Project Manager Agenda Digitale e Innovazione di Infocamere, vedremo in che modo le pubbliche amministrazioni semplificano la vita a chi fa impresa attraverso il digitale. Poi un'esperienza con un focus su un territorio molto specifico, ma che è ben rappresentativa di una tendenza, e l'esperienza sarà quella che porterà Katia Ventura, responsabile del punto impresa digitale per CNA di Padova. E poi ancora il racconto di 2 esperienze di innovazione con Walter Cerdini, co-founder di Round Block, una start-up che si occupa di una gestione intelligente dei pagamenti, in particolare per i sistemi di parcheggio. E poi ancora con Elena Pasquali, CEO di EcoSteer, andremo a vedere in che modo i cittadini possono mettere a disposizione i propri dati consapevolmente e anche ottenendo un qualche tipo di remunerazione. Io voglio ringraziare fin d'ora tutti i nostri panelist per la disponibilità e per la qualità dei contenuti che, sono certo, perché ci siamo già allineati con loro in precedenza, potranno portare a questo tavolo. Partirei subito con Antonino Mola, lo ricordo, è responsabile strategia ICT e agenda digitale della Regione del Veneto. Buonasera Antonino, ti vedo già collegato. Buonasera Domenico, grazie dell'occasione di potermi confrontare con questo prestigioso panel. Allora vorremmo prima di tutto che condividessi con noi l'esperienza che in Veneto si chiama MyPA, è un'esperienza di pubblica amministrazione che cerca di farsi più prossima al cittadino. Sì, grazie Domenico. Allora vorrei partire con uno slogan che noi ci siamo dati come Regione del Veneto e che racchiude un po', se vuoi, no, quei 3 verbi che tu citavi, no? Snellire, semplificare e innovare, secondo chiaramente il nostro paradigma. E lo slogan è non è più il cittadino che deve andare verso la pubblica amministrazione,
ma è la pubblica amministrazione che deve raggiungere il cittadino. E questo paradigma noi abbiamo cercato di interpretarlo fisicamente con delle tecnologie che abbiamo messo a disposizione del cittadino. Provo ad aiutarmi nella comunicazione di questo importante concetto per la Regione del Veneto, condividendovi lo schermo e facendovi vedere fisicamente che cosa è per Regione del Veneto la MyPA. Ecco, spero che si percepisca appieno il mio schermo. Sì, te lo confermo. Grazie. Ecco, che cosa è la MyPA? Iniziamo da dove noi vorremmo, ci piacerebbe che il cittadino potesse atterrare nella sua esperienza d'uso dei servizi della pubblica amministrazione. Quando un cittadino ha bisogno di un servizio verso la pubblica amministrazione, il paradigma che usiamo oggi è: deve andare sul sito del comune, del comune A se ha bisogno dei servizi del comune A, del comune B se ha bisogno dei servizi del comune B, che replica un po' un concetto di digitalizzare l'analogico, così come il cittadino è abituato ad andare presso gli uffici della pubblica amministrazione. Il paradigma che abbiamo sempre interpretato dei servizi online è: il comune mette a disposizione i servizi al cittadino. Beh, noi abbiamo voluto invertire con questa proposta tecnologica questo paradigma, dicendo: il cittadino deve avere un unico luogo, in questo caso questo prodotto che noi chiamiamo MyPA, dal quale partire con l'esperienza d'uso più comune oggi per i cittadini, cioè con la ricerca dei servizi, che un'amministrazione intesa come sistema, non come singola entità, un'amministrazione gli mette a disposizione. Chiaramente dalla ricerca di questo servizio il cittadino poi può attivare uno dei siti della pubblica amministrazione dai quali poter in qualche modo informarsi su quali sono i servizi o qual è l'offerta di servizio della pubblica amministrazione. L'altro paradigma, l'altro concetto che abbiamo introdotto è non tante esperienze d'uso per quanti sono le pubbliche amministrazioni, ma un'unica esperienza d'uso per il cittadino che deve essere interpretata da tutte le amministrazioni. Avete visto che ho switchato dalla provincia al comune e l'esperienza d'uso del cittadino rimane analoga, quindi questa è semplificazione del cittadino. Quindi il cittadino cerca il servizio in quella che è, perdonate, in quello che è il motore di ricerca specializzato nei contenuti della pubblica amministrazione. Quindi quando io cercherò qualcosa su questo motore non troverò la risposta alla domanda concorso piuttosto che evento di tutto lo scibile contenuto, ad esempio nei motori generalisti, ma troverò i contenuti della pubblica amministrazione, per poi procedere come? Qui vedete la mia area personale, quindi l'idea che da questo luogo, da una sorta di bacheca del cittadino, dove sulla stessa bacheca io ho tutte le domande che posso fare alla pubblica amministrazione, piuttosto che quelle che ho già presentato a vari comuni, quindi il comune di Belluno piuttosto che altri comuni, i pagamenti che ho effettuato e gli avvisi. Quindi, secondo il punto di vista di Regione Veneto, innovare, semplificare e snellire i processi della pubblica amministrazione per offrire sempre di più servizi efficienti ai cittadini significa anche cambiare paradigma, quindi non più il cittadino che si reca presso la pubblica amministrazione, quindi è costretto a visitare gli uffici o i siti di tante amministrazioni, ma il cittadino che parte dalla sua area e viene raggiunto dai servizi della pubblica amministrazione. Ecco,
Questo in sostanza, Domenico, il paradigma che noi abbiamo voluto introdurre con questa tecnologia che si chiama MyPA, ma con altre tecnologie che utilizzano lo stesso paradigma di un ecosistema più ampio. Grazie Antonino, poi torneremo su questo tema dell'ecosistema, ma già intravediamo una dinamica per cui sì, la Regione è forse l'hub che gestisce un processo di innovazione, ma poi sono tutte le amministrazioni che vengono messe a disposizione del cittadino. Molto interessante, ci ritorniamo, ma io vorrei passare subito da un focus sui cittadini a un focus sui cittadini che fanno imprese. Quindi chiamo in causa Paolo Fiorenzani, che lo ricordo è Project Manager per l'agenda digitale e l'innovazione di Infocamere. Infocamere è una realtà che per la sua stessa genesi è abituata al confronto quotidiano e al lavoro fianco a fianco quotidiano con il mondo dell'impresa. Allora Fiorenzani, quali sono i servizi che state mettendo a punto, che avete messo a punto grazie al digitale per le imprese del territorio? Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. Il nostro focus naturalmente è orientato al mondo imprenditoriale, quindi a quella sfera di utenti della pubblica amministrazione che fa impresa. Quando parliamo in Italia di imprese, o meglio di imprenditori, no? Perché poi alla fine sono gli imprenditori che sono chiamati ad operare anche in prima persona con gli strumenti digitali per una corretta gestione della loro impresa, anche dal punto di vista dell'interazione con la pubblica amministrazione. Parliamo a 6 milioni di imprese, dove la stragrande maggior parte sono piccole e medie imprese, quindi realtà non fortemente strutturate, eccellenze dal punto di vista magari del business, delle idee, ma con una struttura organizzativa tipicamente abbastanza contenuta. E quando parliamo agli imprenditori parliamo intanto a circa 10 milioni di soggetti. Nel registro delle imprese, nell'anagrafe delle imprese italiane sono censite 6 milioni di imprese, ma 10 milioni di persone fisiche che hanno a che fare con attività di impresa e ci sono tutta una serie importantissima di imprenditori individuali dove l'imprenditore è anche un po' una persona che ha in mano veramente le redini di tutta l'impresa. Allora sul paradigma dello slogan di questo talk, snellire, semplificare, innovare, le camere di commercio, che Infocamere in qualche modo rappresenta come strumento di innovazione e di servizi, si è trovata a dover mettersi nei panni dell'imprenditore e cercare di capire quali sono gli strumenti di maggior aiuto. Naturalmente gli aspetti che l'imprenditore deve trattare nei rapporti con la pubblica amministrazione sono tantissimi. E da dove siamo partiti? Vabbè, senza entrare negli aspetti tutti i servizi telematici di gestione delle pratiche amministrative del registro imprese, che sono comunque tutti strumenti digitali, oggi mi vorrei soffermare sugli aspetti quelli anche un po' più innovativi, cioè quelli che credo che ci siano delle immagini di sfondo, mettono l'imprenditore al centro e lo rendono in qualche modo autonomo nell'accesso alle informazioni ufficiali dell'impresa. Quando diciamo che un imprenditore deve essere autonomo nella gestione delle informazioni essenziali della propria impresa, stiamo dicendo che non solo per rapportarsi con la pubblica amministrazione, ma per gestire il proprio business ha bisogno di esibire e avere accesso veloce, sicuro, immediato e anche a costi praticamente zero delle informazioni ufficiali della propria impresa. Quindi oggi la gestione dei flussi informativi è fondamentale che l'imprenditore possa condividere nei rapporti con la pubblica amministrazione, col mondo della finanza, delle banche per l'accesso ai contributi, ma soprattutto nei rapporti commerciali con i propri partner commerciali, clienti, fornitori, prospect, di informazioni certe, sicure, accurate, credibili, accessibili, verificabili, e sono queste le informazioni
che rendiamo immediatamente disponibile all'imprenditore. Non è più l'imprenditore, è un po' il paradigma che è stato raccontato anche nell'intervento precedente, nel quale ci ritroviamo certamente. Non è più l'imprenditore che va a cercare da qualche parte, in Camera di Commercio, in qualche altra amministrazione, le informazioni che lo riguardano, ma portiamo nello smartphone dell'imprenditore tutte le informazioni ufficiali della propria impresa, immediatamente accessibili attraverso impresa.italia.it, un semplice URL da mettere nella barra degli indirizzi del proprio smartphone o del PC dell'ufficio, ma noi la pensiamo molto mobile questo aspetto, perché certamente ogni imprenditore è dotato di uno smartphone, forse ha difficoltà magari nella propria azienda alla gestione, diciamo, del PC classico, dell'ufficio informatizzato, ma ogni imprenditore italiano ha certamente uno smartphone. La propria impresa finisce nello smartphone dell'imprenditore. Impresa.italia.it, l'identità digitale dell'imprenditore è garantita con gli strumenti di identità digitale che oggi sono validi nel rispetto dal punto di vista della pubblica amministrazione, quindi in primis SPID, il sistema pubblico di identità digitale, questa diciamo credenziale unica che rappresenta l'identità digitale dell'imprenditore. L'imprenditore accede, oppure la Carta Nazionale dei Servizi, naturalmente. L'imprenditore accede al servizio con la propria identità digitale, il sistema della pubblica amministrazione garantisce che Paolo Fiorenzani è effettivamente il titolare di una certa impresa, e da quel momento in poi gli archivi di tutto il registro imprese si aprono all'imprenditore, che ne ha titolo di vedere le informazioni della propria impresa, quelle ufficiali, la propria visura, gli atti costitutivi, i bilanci, nel caso sia un'impresa che deposita i bilanci, le pratiche di impresa, le pratiche dello sportello unico delle attività produttive, le proprie certificazioni, tutte informazioni utili nella gestione d'impresa. Una gestione d'impresa che da un lato è necessaria per snellire e ridurre i tempi del rapporto con la pubblica amministrazione, ma credo sia molto interessante anche quello di far crescere la cultura imprenditoriale dei nostri imprenditori, di presentarsi ai loro partner commerciali col proprio biglietto da visita ufficiale, quindi con i dati della loro impresa. Oggi un'impresa ha certamente bisogno di dimostrare proprio nel mondo dell'immateriale, del digitale, chi è, e lo deve dimostrare con certezza giuridica. Qual è il modo migliore se non quello di esibire online immediatamente i documenti ufficiali della propria impresa direttamente dallo smartphone dell'imprenditore, con tutte le certezze del caso. Paolo, Quindi, grazie per questa carrellata. Torneremo con un secondo giro successivamente, ma grazie per questa immagine dei 10 milioni di imprenditori che già con il loro smartphone hanno a disposizione uno strumento per definizione, che per definizione possono portare con sé e contiene un po' le informazioni che sono il grande patrimonio di un'impresa. Grazie Fiorenzani, torniamo a breve, ma vorrei chiamare in causa, a proposito di imprese, Katia Ventura di CNA Padova, che è la responsabile per CNA Padova di un progetto che si chiama Punto Impresa Digitale. Allora, se Infocamere è un po' l'hardware, anche se in realtà si tratta di software, ma è quella realtà che mette a disposizione delle tecnologie, a disposizione degli imprenditori, attività come quelle del Punto Impresa Digitale sono un po' il software, o meglio il momento di presa di consapevolezza e di formazione, cioè proprio la fase di accompagnamento degli imprenditori verso l'uso di queste tecnologie e di tutto quello che il sistema dell'innovazione può offrire loro. È così, Katia Ventura? Sì, assolutamente. Noi come associazione di categoria rappresentiamo il 95% di quel mondo che prima ha illustrato il dottor Fiorenzani, quindi l'artigianato e la piccola impresa. Un mondo che si sta ovviamente avvicinando al digitale, anche e soprattutto per quello che riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. Certamente è importante che la pubblica amministrazione vada verso l'impresa, ma non è scontato che l'impresa sappia utilizzare
gli strumenti che oggi ci sono a disposizione. Quindi come associazione di categoria noi facciamo un po' un'attività di intermediazione, almeno nella fase iniziale, per diciamo, creare cultura rispetto a questi strumenti e anche ovviamente per insegnare ai nostri imprenditori come utilizzarli. E lo facciamo attraverso appunto questo sportello che abbiamo attivato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. È un progetto che nasce in Camera di Commercio di Padova, a cui appunto CNA ha aderito, e realizziamo tutta una serie di attività che sono innanzitutto di natura informativa, quindi attraverso attività seminariali, webinar. Facciamo proprio appunto delle azioni di informazione ed orientamento, e anche attraverso delle consulenze gratuite dove cerchiamo anche un pochino di approfondire il grado di maturità digitale dell'impresa, cercando di fargli fare anche un passo successivo, quindi dal semplice utilizzo dello strumento digitale di base anche magari a qualcosa di più innovativo, che parte magari da strumenti legati alla comunicazione e al marketing, ma anche a diciamo strumentazioni innovative legate proprio alla gestione della loro attività di impresa. E come Punto Impresa Digitale di recente abbiamo organizzato proprio un ciclo di webinar sui temi degli strumenti digitali verso la pubblica amministrazione. Abbiamo realizzato da metà ottobre ad oggi praticamente 5 webinar, di cui alcuni di questi fatti anche in collaborazione con Infocamere. E quindi questa esperienza, che è quella che vorrei riportare qui oggi in questo incontro, è anche un po' per trasmettere quello che è il punto di vista delle imprese e la reazione che c'è di fronte a questi strumenti. E devo dire che la reazione è stata molto molto buona. I webinar che noi abbiamo fatto hanno trattato temi di base. Siamo partiti dalla Carta Nazionale, dalla CNS, dalla firma digitale, ne abbiamo fatto uno relativo al cassetto digitale e altri che hanno riguardato gli strumenti di pagamento, quindi PagoPA piuttosto che iConto. E in questi webinar abbiamo cercato innanzitutto di diffondere, di sensibilizzare ovviamente all'uso di questi strumenti, ma anche con dei video tutorial che poi abbiamo fornito anche registrati ai nostri imprenditori, anche proprio le modalità con cui appunto si utilizzano questi strumenti. E la partecipazione, dicevo, è stata notevole. In tutti questi webinar che abbiamo fatto, complessivamente abbiamo formato oltre 550 imprese. E nella partecipazione devo dire che circa la metà di queste ci ha seguito in tutto il ciclo, quindi diciamo ha partecipato a tutti quanti gli incontri. E credo che sia un bel risultato sinceramente, ma che dimostri anche come l'interesse da parte dell'impresa sia effettivamente di confrontarsi con questi strumenti. Quindi anche un po' la volontà di imparare ad utilizzarli, scusate il termine, di perderci un po' di tempo per capire e rendersi sempre più autonomi. E ovviamente la cultura digitale dell'imprenditore, soprattutto quello medio-piccolo, parte dalle cose semplici. E quindi quello che è nella sua attività quotidiana, quindi gli strumenti che è chiamato ad utilizzare nella sua attività quotidiana, sono anche un po' il viatico per poi aiutarci a parlare con loro anche magari di strumenti digitali più importanti. Condivido quello che è stato detto in pieno in merito all'utilizzo dello smartphone, perché noi abbiamo visto che più queste applicazioni, questi diciamo, strumenti digitali passano attraverso lo smartphone, più diciamo, hanno impatto e prendono piede anche appunto in quegli imprenditori che magari non hanno grande dimestichezza con questi strumenti. Lo smartphone oggi è uno strumento che sappiamo usare tutti quanti, non è più vero che lo usiamo solo per telefonare, lo usiamo per fare molto, e il fatto appunto che ad esempio la firma digitale oggi con la sua nuova modalità
possa essere utilizzata anche attraverso lo smartphone, che tutti i portali della pubblica amministrazione ovviamente siano profilati anche per l'utilizzo col telefonino, è sicuramente un grande vantaggio e aiuta molto nella diffusione. Certamente in questo periodo ha contato molto anche chiaramente il periodo di lockdown che abbiamo vissuto, perché la difficoltà di prendere appuntamento, la difficoltà di fare, diciamo, fisicamente delle attività che prima appunto si facevano in presenza, le code molto banalmente agli sportelli per pagare contributi o altro, ha dato un'accelerata importante anche all'utilizzo di questi strumenti. E anche in parte il fatto che magari ci siano degli obblighi che in qualche modo ne impongono l'utilizzo, penso alla firma digitale che adesso è diventata diciamo obbligatoria tra virgolette per le imprese di capitali e per le società, scusate, lo diventerà prossimamente anche per le imprese individuali. Però credo che siano passaggi necessari, perché alcune forzature, passatemi il termine, sono anche appunto necessarie proprio per avvicinare il sistema delle imprese a questa innovazione, ok? E ecco, quindi quello che io ci tenevo a portare era appunto un po' la testimonianza e il punto di vista delle imprese, che penso che insomma stiano facendo la loro parte da questo punto di vista e che non abbiano una reazione né di disinteresse né diciamo di approccio superficiale verso questi strumenti. Il ruolo dell'associazione appunto come punto impresa digitale io credo che sia un ruolo di intermediazione importante proprio per quello che dicevo prima, perché il fatto che la pubblica amministrazione vada verso il cittadino comporta anche, o nel nostro caso l'impresa, che ci sia un po' diciamo una comprensione nell'utilizzo di questi strumenti che è sicuramente importante. Lo slogan che è stato utilizzato prima, snellire, semplificare, innovare, è ovviamente uno slogan che le nostre imprese sposano in pieno, che insomma è da anni che chiedono, ecco, ovviamente da parte loro dopo ci vuole anche un passo verso la pubblica amministrazione, quindi io credo che da questo punto di vista, insomma, quest'anno ci stia insegnando molto come, diciamo, accelerazione in quello che è l'utilizzo degli strumenti digitali. Bene, grazie a Katia Ventura. Allora, prima di tornare con un secondo giro di tavolo ai nostri tre interlocutori che fino ad ora hanno animato il nostro panel, facciamo un momento di attenzione su un fenomeno che spesso associamo al sistema delle imprese private, quello dell'open innovation. Che cosa significa open innovation in due parole? Un'azienda che cerca di innovare un prodotto, un servizio e lo fa guardando anziché al proprio interno all'esterno, all'ecosistema dell'innovazione che lo circonda, start-up, centri di ricerca, innovatori e così via. Allora non ci viene così facile pensare a processi di open innovation nel pubblico, ma invece questi processi esistono e allora abbiamo due esperienze di altrettante start-up che provano a portare le proprie proposte di innovazione al sistema del pubblico. Allora partirei con Walter Cerdini, che è co-founder di Round T Block, un sistema di pagamento dei parcheggi basato su una tecnologia blockchain, ma Walter ce lo spiegherà molto meglio di quanto possa fare io. Allora Walter, lascio a te la parola per un veloce pitch di presentazione della vostra proposta di innovazione. Bene, grazie. Buon pomeriggio Domenico e buon pomeriggio a chi ci segue. Parleremo di blockchain, utility token, smart contracts, big data per presentare appunto un sistema per gestire le problematiche dei parcheggi nelle città intelligenti e a questo punto condivise anche attraverso un nuovo modello di gestione. Il sistema si chiama PARC, diciamo che è la trascrizione fonetica della parola park, parcheggio. Prossima slide per favore. Mi scuso ma dovrò sempre chiamare le nuove slide dalla regia. Allora, ovviamente questo sistema si inserisce, diciamo, nell'ambito delle smart cities, delle shareable cities, delle città intelligenti e città intelligenti che ovviamente dovranno essere condivise, dovremmo
come già è stato accennato anche in precedenza, avere nuovi modi comportamentali, perché diciamo dovremmo sempre più andare verso un'economia basata sull'utilizzo più sostenibile delle risorse esistenti. Quindi diciamo le città dovranno gestire in modo intelligente le risorse, le attività economiche, l'urbanistica, l'amministrazione interna, le problematiche legate anche alla mobilità di persone e di cose. Prossima slide, per favore. Noi ci occupiamo di problematiche legate alla mobilità in modo innovativo. La mobilità è una problematica molto seria, che il 30% del traffico nei centri urbani è causato da automobilisti che hanno raggiunto la destinazione e che devono trovare parcheggio. A questo si aggiungono altre problematiche a cui siamo molto vicini nell'ambito delle shareable city, che sono quelle relative, diciamo, a persone che hanno disabilità e che comunque hanno necessità di raggiungere un parcheggio adeguato vicino alla destinazione. Un'altra problematica della mobilità è sicuramente quella degli alti costi di gestione dell'incasso. È una cosa che magari sorprenderà molti di voi, però il netto che i comuni incassano dalla gestione della sosta è veramente molto poco, diciamo, rispetto a quello che noi paghiamo, e questo ovviamente non è positivo. Tanto per darvi un'idea di quanto costano i servizi di sosta nelle varie città, prossima slide per favore, nel grafico che vedete le barre in verde rappresentano le città primatiste, che sono Londra e Stoccolma, dove il costo è di circa 9 euro ogni ora, cosa che sarebbe impensabile per una città italiana. Prossima slide. E diciamo, nonostante questi incassi, c'è un problema dei costi di gestione, che sono dati dai costi ingenti delle apparecchiature e il costo di intermediazione dei sistemi di pagamento, perché come vedremo, diciamo, anche i sistemi attuali di incasso sono molto costosi in termini di fee, e quindi diciamo rendono, prossima slide per favore, il servizio anche antieconomico per chi lo fornisce, perché in alcuni casi che abbiamo analizzato il costo dell'incasso e di tutto quello che è, diciamo, il servizio raggiunge anche fino all'80% di quello che i cittadini pagano, diciamo, come tariffa. Prossima slide. Presentiamo questa soluzione che sarà disponibile dal prossimo gennaio, che è un nuovo sistema per gestire le problematiche legate al parcheggio delle città che, come dicevamo prima, devono diventare intelligenti e condivise, però devono farlo, diciamo, attraverso un nuovo modello di gestione che noi proponiamo essere basato su blockchain per garantire una massima trasparenza, perché insomma gli incassi legati a questi servizi non sono sicuramente i più trasparenti possibili, e diciamo nuovi strumenti di gestione di questi incassi, che sono gli utility token, che non sono altro che dei gettoni informatici che vengono utilizzati per pagare questi servizi. Sono l'equivalente informatico del gettone classico che noi siamo abituati a possedere, magari quello del lavaggio auto. Ecco, diciamo, è più o meno una cosa molto simile. Prossima slide, per favore. Allora, perché proponiamo questo nuovo sistema di gestione dei parcheggi? Perché è innovativo, perché le transazioni sono blockchain, utilizzano degli smart contract, e vedremo dopo a cosa servono gli smart contract per garantire la massima trasparenza nella gestione del servizio. È un'applicazione, come si usa dire in ambito blockchain, disruptive, perché disintermedia i sistemi tradizionali di gestione e di incasso della sosta, aumentando gli incassi dell'80%, mediamente dell'80%, in un periodo come questo in cui le risorse sono più che mai importanti. Questo secondo noi rappresenta un margine molto significativo per gli enti pubblici. È innovativo anche per un'altra questione molto importante, perché è partecipativo. Parlavamo prima di shareable city, il sistema permette di condividere le proprie risorse creando modelli collaborativi, e ovviamente parlando di parcheggi il sistema introduce questo concetto, diciamo, di poter condividere con altre persone anche il proprio posteggio privato quando magari non lo utilizziamo.
è un'opportunità che si verrebbe a creare per ridurre traffico e inquinamento, per una mobilità più sostenibile, diciamo, come fra i principi anche del Green Deal europeo, che diciamo è stato introdotto con la presidenza della von der Leyen. Prossima slide, per cortesia. Vi parlavo di condivisione dei posteggi, quindi Park è una comunità fatta da automobilisti che hanno necessità di trovare un parcheggio in modo veloce, ma che diciamo anche di persone che possiedono un posto privato e che con la logica della condivisione lo possono mettere a disposizione quando non lo utilizzano. Abbiamo introdotto anche una finalità sociale, quindi condividere le proprie risorse vuol dire creare servizi collaborativi, ma vuol dire anche magari fare pagare la sosta del proprio posteggio privato, ci auguriamo, devolvendo ad associazioni che svolgono attività sociali, diciamo, quanto viene ricavato da questa attività. Prossima slide, quindi brevemente riepilogo, ogni cittadino può mettere a disposizione il proprio parcheggio privato, ma questo vale anche, diciamo, per quelli che sono i posteggi riservati a persone con disabilità, che possono sia prenotare un posteggio a loro riservato, ma possono anche condividere con altre persone che hanno disabilità il loro posteggio quando non lo usano. Diciamo nell'applicazione, che ovviamente si basa su smartphone, e noi più di altri senza smartphone non potremmo proprio fare niente, diciamo, sono disponibili nell'ambito di questa applicazione, sono disponibili strumenti di ricerca, ma è anche disponibile un sistema di condivisione, appunto. Prossima slide, qui ho fatto una rappresentazione grafica, diciamo, dei due sistemi tradizionali. Quindi il sistema del cash e il sistema del credit card. Il cash ha delle problematiche di costo enormi. Pagando in contanti vuol dire che c'è qualcuno che deve svuotare i parchimetri, c'è un sistema di conta, il deposito in banca, insomma i costi sono veramente alti. Non sono bassi neanche i costi che si hanno utilizzando i sistemi di pagamento tradizionali. Una fee base costa mediamente 35 centesimi, quindi voi immaginate sui micropagamenti quanto questo possa incidere. Con il nostro sistema invece, slide successiva per cortesia, noi abbiamo creeremo questo utility token, quindi diciamo una moneta virtuale che si basa su blockchain. All'interno dell'app ci sarà un proprio wallet dove ogni cittadino avrà in custodia i propri token. Verranno utilizzati i token per pagare, diciamo, e il costo di questa operazione sarà, come indicato al punto 2, di circa 9 centesimi, quindi siamo veramente su costi di gestione veramente irrisori se confrontati con quelli che vi ho presentato prima. Slide successiva, avremo anche una trasparenza nella gestione con smart contract. Ogni transazione di ogni singolo posteggio sarà appunto tracciata in blockchain, come pure saranno tracciate in blockchain le ripartizioni dell'incassato. Quindi adesso, se voi andate ad analizzare un po' i bilanci degli enti pubblici che fanno incassi relativi alla sosta, trovate delle cifre che sono cifre assolute, non c'è nessuna dimostrazione. E questi dati li abbiamo visti anche prima, è molto, molto chiaro, Walter, veramente questo elemento di disruptiveness della vostra soluzione. Ti faccio solo una domanda per concludere, grazie per questa presentazione così esauriente. Dicevi che si parte a gennaio, qual è il target col quale state cercando di dialogare? Dove state cercando di allargare il vostro business? Dunque, stiamo cercando di dialogare davvero con tutte le amministrazioni pubbliche, in particolare nei comuni. Abbiamo già degli importanti accordi con province nel nord Italia, sia per quello che riguarda associazioni di disabili che porteranno avanti questo progetto con amministrazioni provinciali e comunali. Sarà sicuramente un bel progetto di cui magari potremo parlare anche a un prossimo
a un prossimo Molto evento. volentieri, grazie davvero, in bocca al lupo, in bocca al lupo a Walter Cerdini, co-founder di Round T Block, e passiamo ora a un'altra storia di innovazione che è quella di EcoSteer. Lo facciamo con Elena Pasquali, che dell'azienda è CEO. Cos'è EcoSteer? È una realtà che ha messo a punto una digital data platform in cui i cittadini possono gestire informazioni che possono condividere con stakeholder, con aziende. C'è anche un aspetto di remunerazione, ma lascio subito la parola a Elena Pasquali. Le invito a rispetto dei tempi, così riusciamo a concludere anche successivamente il secondo giro di tavolo. Prego Elena, a te la parola. Grazie mille, grazie mille. Allora, grazie mille per l'introduzione. Io sono Elena Pasquali, appunto l'amministratore di EcoSteer. Noi siamo una startup che opera in ambito IoT e blockchain, e il nostro obiettivo è quello di costruire una nuova economia dei dati, distribuita e decentralizzata. Perché questo è importante? Perché entro 10 anni ci saranno oltre 70 miliardi di dispositivi connessi nelle nostre città. E questi dispositivi trasformeranno i nostri asset, le nostre auto, le nostre case, gli autobus, gli edifici in sorgenti di flussi di dati, ma anche noi stessi in sorgenti di flussi di dati, quelli che vengono chiamati i gemelli digitali. E i flussi di dati creati dai nostri gemelli digitali hanno la possibilità, danno all'amministrazione pubblica, alle città, la possibilità di creare dei processi, delle soluzioni per rendere le nostre città più efficienti, come raccontava Walter, più pulite e più sicure, come abbiamo scoperto anche durante la pandemia, quando ci siamo resi conto di quanto sia importante condividere i nostri dati. Ma durante la pandemia in realtà però è successa una cosa: ci siamo divisi in due campi. Da un lato gli integralisti: io i miei dati non lo condividerò mai con nessuno per nessuna ragione. Dall'altro i rassegnati, quelli che vabbè, già i miei dati li condivido con chissà chi per stupidaggini probabilmente, tanto vale che li condivida per il bene della mia comunità. Perché questo accade ad oggi? Perché l'economia dei dati è centralizzata. Tecnicamente che cosa significa? Significa che le piattaforme con le quali noi condividiamo i nostri dati hanno assoluto controllo sulla loro condivisione con terzi. La nostra soluzione decentralizza il controllo all'accesso dei dati, rimettendolo nelle mani dei loro legittimi proprietari, i cittadini. Funziona come uno strato di governance della condivisione dei dati che si sovrappone a qualunque piattaforma tradizionale di data brokering, come si chiamano, di distribuzione dei dati, e disintermedia, come diceva già Walter, il controllo dell'accesso ai dati utilizzando due meccanismi: end-to-end encryption e smart contract. Il dato viene cifrato alla sua fonte, per esempio scatola nera di un'auto o qualsiasi applicazione sul nostro smartphone, attraversa la piattaforma di brokering ancora cifrato, raggiunge l'applicazione e l'utilizzatore finale sempre cifrato e potrà essere decriptato soltanto con esplicito consenso del possessore legittimo del dato, del cittadino, consenso che verrà esercitato con uno smart contract nella blockchain. Siamo felici di dire che questa piattaforma ha ottenuto un brevetto negli Stati Uniti dopo soli 2 mesi dal suo deposito. Come dicevo, noi vogliamo decentralizzare tecnicamente l'economia dei dati, ma anche distribuirla. Quindi vogliamo dare la possibilità alle aziende e alle città di creare i propri data hub, perché appunto la condivisione dei dati è alla radice di nuove forme di partecipazione, alla radice del benessere delle nostre città intelligenti. Ma è necessario che i cittadini possano controllare l'accesso ai dati e, come si diceva prima, abbiano un meccanismo incentivante per condividerli. Infatti, i marketplace saranno naturalmente diversi per città, diversi per azienda, ma avranno 2 caratteristiche fondamentali in comune. Daranno ai cittadini la visibilità su tutte le parti che desiderano avere accesso ai loro dati e la possibilità di dare questo accesso e di revocarlo unilateralmente, e consentiranno ai cittadini di accumulare tokens, come si diceva prima, per avere deciso di condividere dati importanti.
Cosa significa questo in una smart city? Beh, può significare, come si diceva prima, incentivare la partecipazione digitale, incentivare la partecipazione dei cittadini al benessere e implementando sistemi che li rendano sicuri di poter condividere i propri dati con chi vogliono per finalità note e di poter revocare questo consenso in qualunque momento in maniera semplicissima, con un semplice click, e di essere remunerati per questa condivisione. Per cui io, per esempio, potrei decidere di condividere i miei dati di mobilità, magari per un token al giorno, e con 10 token potrei comprare un'ora di parcheggio in un parcheggio della città. La nostra visione è allineata con la strategia dei dati della Commissione europea, che parla proprio della creazione di data pools, di hub di scambio di dati, dove tecnologie decentralizzate come la blockchain diano ai cittadini, ai consumatori, la possibilità di controllare in maniera granulare l'accesso ai propri dati e di essere compensati per la loro condivisione, gettando quindi le basi di una nuova economia dei dati partecipativa e decentralizzata. Io vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e sono disponibile per... Grazie Elena, grazie davvero. Ho una domanda. Citavi la patent, il brevetto ottenuto in appena 2 mesi. Sappiamo che che partecipate a Unicredit Star Lab, quindi anche lì grandi occasioni di crescita e sviluppo. Quindi la domanda è con una risposta flash, è sullo stadio di maturazione del progetto. A che punto siamo rispetto al mercato? Allora, abbiamo un primo cliente, sono molto felice di dire, che è Alperia, la utility dell'Alto Adige, con la quale abbiamo già implementato una serie di sensori tipicamente smart city, come lighting, sensori di lighting, di parcheggio, con la nostra piattaforma, e entro la fine dell'anno faremo il deployment di questa installazione presso l'infrastruttura aziendale. Grazie ancora Elena Pasquali, amministratore di EcoSteer, in bocca al lupo anche a te, anche a voi. Faccio una dichiarazione di intenti, sono le 15:17 e 23 secondi, a 15:30 chiudiamo, ma voglio avere l'opportunità di ascoltare ancora per un ultimo giro Antonino Mola, Paolo Fiorenzani e Katia Ventura, quindi l'invito alla sintesi nelle loro risposte, però ecco la domanda per Antonino Mola. Ci hai raccontato prima l'esperienza di MyPA, questo cambio di paradigma, non più il cittadino che cerca l'istituzione, ma l'ente pubblico che va a offrire i propri servizi a casa del cittadino. Tutto questo ci raccontavi, e vorrei che ci descrivessi adesso un pochino più nel dettaglio, non può esistere se non c'è un cambio di mindset anche nella governance di questa nuova idea di servizio, una governance che deve diventare multilaterale, così? Assolutamente sì. Permettimi di condividere di nuovo lo schermo, mi aiuto con qualche slide, giusto per essere più efficace nella comunicazione. Allora, il messaggio che volevo lasciare come contributo, vedete lo schermo? Sì. Ottimo. Il messaggio che volevo lasciare è un po' darvi come suggestione quello che è il modello di innovazione che Regione Veneto sta cercando di percorrere. Beh, innanzitutto siamo in linea con quello che ho sentito fin qui. Per noi innovazione digitale tradotto significa mettere a disposizione servizi sempre più intelligenti alla pubblica amministrazione. Ma permettimi anche qui uno slogan. Noi diciamo che vanno digitalizzati i processi, ma vanno rese analogiche le interfacce. Per dire che cosa? Per dire che nel Veneto, pur essendo una delle regioni più parche in Italia, abbiamo 220.000 pubblici dipendenti, che rappresentano dal nostro punto di vista un front-end eccezionale nei confronti dei cittadini che vogliono usufruire dei servizi snelli, semplici e innovativi. Quindi il paradigma che noi vorremmo proporre è, non si parla di, quando parliamo di digitale, innovazione digitale, non parliamo solo di strumenti digitali, ma parliamo di rendere digitali alcuni comportamenti.
E cosa di più efficace di un dipendente pubblico che risponde magari a una chat video o meno su uno smartphone a un cittadino che gli chiede di iscrivere il proprio figlio a scuola, magari prendendo un appuntamento per una videoconferenza de visu. E cosa di più interessante se alla richiesta dell'iscrizione del figlio a scuola l'operatore del comune risponde: quale dei tuoi 3 figli? No? Quindi il paradigma di digitalizzare i processi ma mantenere analogiche le interfacce, perché abbiamo un front-end eccezionale di persone che possono mettersi a disposizione anche dei processi di superamento del digital divide del cittadino. Quindi come contiamo, come abbiamo pensato di portarlo avanti questo tendere verso quest'idea di innovazione digitale che digitalizza i processi ma tende a mantenere analogiche le interfacce, mettendo a disposizione le tecnologie, animando il territorio e facendo rete e gestendo il cambiamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Regione del Veneto mette a disposizione le tecnologie per i servizi digitali, SPID, PagoPA, l'applicazione IO, sono tutte applicazioni che possono essere oggi rese disponibili dai comuni del nostro territorio attraverso le piattaforme abilitanti regionali che si connettono alle piattaforme abilitanti nazionali. Ma ancora non basta mettere a disposizione le tecnologie se vogliamo innovare e trasformare la nostra pubblica amministrazione, ma dobbiamo fare rete, animare il territorio. Questi 220.000 pubblici dipendenti, bisogna iniettare competenze digitali, capacità di utilizzare gli strumenti, potrebbero diventare un formidabile strumento per semplificare i processi digitali che devono essere messi a disposizione dei cittadini. Ma ancora non significa fare innovazione solo mettere a disposizione delle tecnologie, animare il territorio, ma significa anche gestire il cambiamento, quindi avere degli strumenti per capire quali sono i bisogni, per capire quali sono gli obiettivi realizzabili, per individuare i fabbisogni che realmente, concretamente la pubblica amministrazione, i cittadini in qualche modo producono per le loro esigenze, e poi la capacità di mettere a terra azioni cantierabili veramente efficaci. Concludo dicendo che il nostro modello è basato su quello che noi chiamiamo un patto tra i produttori di innovazione. La modernizzazione della nostra società, che può essere spinta in maniera significativa dalla pubblica amministrazione, passa attraverso una governance multi-stakeholder e multilivello che vede la pubblica amministrazione, il territorio, gli enti, il mercato e l'accademia che insieme, attraverso un patto tra produttori di innovazione, si distribuiscono i compiti nel processo di innovazione. In questa slide abbiamo cercato di esemplificare su chi deve avere le redini della direzione, chi deve fornire strumenti digitali e chi invece deve gestire l'hardware e il software e chi deve sviluppare competenze digitali. Chiarissimo, grazie davvero ad Antonino Mola, e voliamo su Paolo Fiorenzani che prima ci ha raccontato così bene, in maniera così esauriente, la moltitudine di servizi che Infocamere mette a disposizione di quei 10 milioni di imprenditori che con un cellulare in tasca possono entrare in contatto diretto con questa mole di strumenti. Ma la mia domanda, Paolo, è qual è il livello di consapevolezza in questi 10 milioni di imprenditori rispetto alla grande offerta che mettete loro a disposizione? È un'ottima domanda. Il tema della, diciamo, competenze digitali di base, ma in qualche misura anche della cultura d'impresa, quindi qualche cosa che va oltre all'esercitare l'attività imprenditoriale, ma avere contezza dal punto di vista anche più amministrativo della gestione dell'impresa, è certamente un tema importante. Mi soffermo sul tema delle competenze digitali in particolare. Oggi non tutti gli imprenditori hanno
disponibilità di una identità digitale, che sia SPID o che sia la firma digitale. Molto interessante le attività di diffusione sul territorio che i punti impresa digitale stanno facendo, e faccio certamente riferimento all'intervento di Katia Ventura che ha fatto prima. Posso dare qualche numero: 6 milioni di imprese in questo momento in Italia, e ci sono meno di 1 milione di queste imprese che stanno utilizzando il cassetto dell'imprenditore. Oggi il cassetto dell'imprenditore, quindi strumento gratuito, disponibile sullo smartphone, facilmente utilizzabile, è utilizzato da poco più di 830.000 imprenditori. Cosa dobbiamo dire? Che chi lo usa con grande soddisfazione e con anche una certa frequenza, una certa intensità, e tutti gli altri ne hanno bisogno come gli 830.000 imprenditori che lo stanno utilizzando. Quindi c'è certamente un lavoro di raccontare, di comunicare, di far rendere consapevoli gli imprenditori che cose che fino a ieri sembravano difficilmente raggiungibili, quella che viene chiamata spesso burocrazia, oggi sono a disposizione di tutti facilmente, a costo zero praticamente, sul proprio smartphone. Quindi questa è un po' la sfida da fare, e le Camere di Commercio sono certamente in prima linea nel raccontare e nel diffondere questo tipo di servizi, anche delle competenze digitali, e anche tutta un'altra serie di attori, ma dobbiamo andare avanti. E l'altro elemento fondamentale, sempre legato all'identità digitale, è quello di rendere come dire, usuale l'utilizzo di identità digitali anche forti, come la firma digitale, non solo per il rapporto con la pubblica amministrazione, ma anche per il rapporto tra imprese. Quindi certamente c'è un gap da colmare. È inutile stare a parlare di indice DESI, che appunto anche perché non ne abbiamo il tempo. Esatto, Paolo. Ma c'è comunque un gap da colmare, ma sono stati fatti grossissimi passi avanti. Grazie davvero a Paolo Fiorenzani per aver condiviso l'esperienza di Infocamere. Voglio chiudere con Katia Ventura, responsabile del punto impresa digitale per CNA Padova. Abbiamo pochissimo tempo, 2 minuti, e una domanda che invece richiederebbe ore di risposta, ma noi ci proviamo lo stesso. Katia, ci hai raccontato del lungo percorso, del grande coinvolgimento nella fase di formazione che il punto impresa digitale ha proposto, ma poi alla fine, quando un imprenditore parla con voi e parla di pubblica amministrazione digitale, che cosa chiede per davvero? È semplificazione senza ombra di dubbio, chiede quello che effettivamente la pubblica amministrazione sta facendo, di poter dialogare in modo veloce, perdendo meno tempo possibile, con risposte certe ed immediate, quindi questo senz'altro. Io credo che sia un percorso che sta avvenendo, però come sempre l'utilizzo di strumenti digitali ha bisogno di un periodo di start-up, possiamo definirlo così anche quello, nel senso che appunto non è automatico che poi effettivamente un'impresa capisca immediatamente il valore nell'uso di questi strumenti. Quello che devo dire è che in passato molte erano le aziende che chiedevano a noi come associazione di fare le pratiche al posto loro, e dopo questi webinar molte sono le aziende che ci hanno chiamato per avere ulteriori spiegazioni di come può funzionare, per imparare bene, per farlo imparare alla propria segretaria, responsabile dell'amministrazione, per essere sempre più autonomi. Ecco, io credo che quello sia l'ostacolo maggiore da superare, e questo è perché ovviamente c'è sempre grande richiesta, ma dopo bisogna anche un pochino dedicare tempo e risorse, perché il digitale è anche questo, competenze, tempo e risorse per l'impresa. Insomma, ci stai raccontando che questo segnale di cambiamento comincia a farsi riconoscere. Bene, io voglio davvero ringraziare Antonino Mola, Paolo Fiorenzani, Katia Ventura, Walter Cerdini ed Elena Pasquali per aver condiviso la loro esperienza. Abbiamo cercato di uscire dal luogo comune, quello che racconta una pubblica amministrazione elefantiaca, incapace di innovare. Abbiamo mostrato che le esperienze di innovazione ci sono, e anche le pratiche, e che spesso magari serve soltanto un po' la volontà di conoscere quali sono le opportunità offerte dalle pubbliche amministrazioni sul fronte dell'innovazione. Grazie ancora a tutto il panel. Il prossimo
segmento di City Vision è dedicato a un altro grande tema, un'altra grande sfida, quella degli open data per il governo della città. Grazie ancora e a tra pochissimo. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo di fatto a parlare di Smart PA e soprattutto dell'utilizzo degli open data. Allora abbiamo un panel che viaggia tra Veneto e Piemonte, modera Luca De Pietro che è il direttore dell'unità operativa strategia ICT Agenda Digitale Regione del Veneto. Benvenuto a Luca De Pietro, mi senti? Grazie Luca, ti sento chiaro e forte, benvenuto a tutti. Perfetto, allora intanto presento anche gli altri tuoi ospiti della tavola rotonda di cui sarai chairman, Idelfo Borgo, direttore della direzione ICT Agenda Digitale Regione del Veneto. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Buongiorno dottor Borgo. Roberto Sandrini, PM di Odeon ed EAS. Buongiorno a tutti. Andrea Galeota della Camera di Commercio di Padova. Buongiorno. Gianluigi Cogo, Open Innovation, Regione del Veneto. Ciao Luca, ciao a tutti, grazie. Angela Appendino, CSI Piemonte. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Perfetto, allora lascio la parola a Luca De Pietro per condurre da remoto questa sessione. Grazie Luca, proviamo anche questa attività di co-chairman da remoto e il tema di questa sessione è estremamente interessante. Questa mattina abbiamo avuto diversi interventi sul tema delle smart city, anche della smart region, in particolare di un governo della città più attento che parte dall'utilizzo dei dati per far vivere meglio i nostri cittadini. Qualcuno ha usato un termine che mi è piaciuto molto stamattina, dobbiamo puntare a vivere in modo più felice tutti, no? La felicità nella città mi è sembrato un passaggio molto interessante questa mattina e cercherò con i miei collaboratori e con i miei ospiti qui di capire come riusciremo a vivere meglio attraverso la messa a disposizione di dati pubblici.
Partirei subito dal dottor Borgo per chiedergli un po' quali sono le strategie, qual è la vision attuale della Regione Veneto sul tema delle smart city e della smart region, in particolare il collegamento col tema degli open data. A lei, dottor Borgo. Grazie. Allora, quando è nata l'agenda digitale del Veneto, in realtà si è strutturata su due grossi pilastri fondamentali, che era da un lato le infrastrutture, perché altrimenti senza autostrade i dati non girano. Dal lato opposto c'era tutta la parte delle competenze digitali e in mezzo ci stava proprio la gestione del dato. Ecco, proprio in questo mezzo si incastra appunto la nostra progettualità sull'open data. Mi piacerebbe, no, più che parlarsi della strategia della Regione Veneto, però parafrasando un po' l'esperienza che abbiamo vissuto in questi mesi, diciamo, del lockdown, perché in effetti in questi periodi di pandemia abbiamo preso tante lezioni fondamentalmente, e anche sull'open data, devo dire, abbiamo preso delle lezioni, sul quale rispecchiano in realtà tutta la strategia che in questi anni la Regione Veneto ha investito e che investirà nei prossimi anni. Che cosa abbiamo imparato in questi mesi? 3 grandi lezioni. La prima è che i dati acquistano valore solo se c'è qualcuno che li usa e che sa metterli in uso. Questo perché ci siamo resi tutti conto che nel momento in cui vedevamo le notizie che arrivavano, la protezione civile, i dati, anche noi pubblica amministrazione eravamo tartassati da continue richieste di dati. Vogliamo avere i dati, vogliamo vederli, vogliamo suddivisi per comuni, li vogliamo vedere. Quindi tutti ci siamo resi conto dell'importanza di poter liberare i dati, che è anche un simbolo di democrazia fondamentalmente. E questo che cosa abbiamo appunto lavorato e abbiamo imparato anche su questo? Un secondo grosso punto. L'aspetto che se non c'è alla base un processo sistematico di raccolta e produzione di dati, i dati servono a poco. Su questo in effetti siamo resi conto noi, perché poi alla fine quando mettevamo a disposizione i dati c'era chi li metteva a disposizione per provincia, chi per comune, c'era chi li metteva oggi, però erano riferiti all'altro ieri, quindi ci siamo resi conto in realtà che se non c'è un processo sistematico il dato nulla vale. Ecco quindi che noi come Regione Veneto abbiamo lavorato in questi anni per predisporre che cosa? Predisporre un contenitore dove mettere dentro tutti questi dati, un contenitore che contenga che cosa? Standard tecnologici e soprattutto standard semantici. Alla base di questo ci avevo messo anche chiaramente tutta una sorta anche di metodologia, perché poi il gruppo che ha lavorato in questo progetto in questi anni, oltre chiaramente anche noi come Regione anche a stringere delle alleanze sia da un lato anche con Agi stesso, creando anche degli accordi che ci permettono di portare avanti la progettualità nell'open data, abbiamo prodotto anche delle linee guida che hanno riscosso anche un discreto successo a livello nazionale. E questo è stato l'aspetto fondamentale per partire poi in maniera costruttiva, in maniera anche corretta nell'esposizione del dato. Poi su queste linee guida in effetti abbiamo lavorato a livello internazionale, ma ci siamo esposti anche a un livello internazionale. Lo vedremo anche oggi su alcuni progetti che abbiamo presentato, che abbiamo partecipato anche noi, progetti di carattere internazionale come il progetto Odeo, il progetto DEAS, il progetto Homer che vedremo anche oggi, in cui ci siamo confrontati a livello internazionale per capire effettivamente che cosa significa e soprattutto che cosa si deve fare per esporre i dati in modalità open. Il terzo elemento che vorrei aggiungere per concludere è che in realtà il dato aperto, se non ha una copertura chiara e precisa, non serve a nulla. Ci siamo resi conti, sempre parafrasando anche l'esperienza presa in questo periodo pandemico, che è inutile avere un dato relativo ad una singola provincia se tu devi fare un'analisi a livello carattere generale, a livello regionale. Quindi il dato deve avere una chiara e una forte copertura a livello di una certa dimensione, perché ci sono fenomeni che in realtà noi non possiamo misurarli puntualmente se non hanno anche una valenza molto più ampia, perché guardiamo i dati riferiti anche banalmente alla qualità dell'aria o del territorio, non è che fermi la qualità dell'aria all'interno dei tuoi confini del tuo comune. E su questo ci siamo resi conto nel momento in cui poi nascevano esperienze che potevano produrre dei dati molto interessanti, come possono essere anche le progettualità legate alle smart city. Benissimo avere i dati per poi poterli mettere in uso su una smart city, ma in realtà la città non si ferma, oppure alcuni dati non si fermano nei confini del territorio. Ci sono sempre comuni limitrofi che in realtà poi
non hanno una sua piattaforma di Smart City, e quindi in realtà abbiamo questi dati a macchia di leopardo che in realtà nel momento in cui volessimo trattarli o darli a disposizione non servono assolutamente nulla. Quindi su questo noi ci siamo inseriti come progettualità, come Regione Veneto, nel fare un salto anche ad esempio di qualità, da passare da quello il concetto di Smart City a un concetto invece di Smart Region, per cercare di creare un'infrastruttura da mettere a disposizione per tutta una comunità del Veneto che permetta poi chiaramente anche di esporre e poi raccogliere, far governance come regione dei dati in una modalità con una copertura molto, molto più ampia. Ecco, su questo ci stiamo lavorando, stiamo lavorando su queste strategie, diciamo, che poi sono in linea, come dicevo prima, su queste 3 grosse esperienze che ci siamo portati a casa in questo momento del lockdown. Grazie al dottor Borgo. Sottolineo questi 3 passaggi molto interessanti che ha fatto sul tema anche derivanti diciamo, dalla gestione del lockdown, della pandemia, la parte tecnologica, piattaforma, la parte di processo continuativo e soprattutto la parte molto interessante sulla scala dimensionale, come ha chiamato lei, della copertura del dato, ovviamente per favorire il confronto e quant'altro. Ha ripetuto un tema interessantissimo. Avete gestito anche durante il lockdown con successo molti temi riguardanti i dati, ma l'avete fatto anche valorizzando esperienze che arrivano dall'estero, dalla partecipazione ai progetti europei. Coglierei quindi l'occasione per far parlare il dottor Sandrini, che è Project Manager di 2 di questi progetti che lei ha citato, quindi Odeon ed EAS. Odeon, se non ho capito male, è più orientato al riuso dei dati per sviluppare soluzioni applicative che adesso voi ci racconterà. DEAS invece è un po' più sulla frontiera dalla parte tecnologica perché è orientato più al tema delle API. Quindi, dottor Sandrini, a lei la parola e ci racconti un po' questi progetti, come hanno contribuito a realizzare l'attuale strategia regionale sul tema degli open data. Grazie di questo invito. Io vorrei condividere il mio schermo così vi rendo più partecipi del contributo che i progetti internazionali stanno dando alla implementazione della strategia regionale. Come vedete, già il titolo che io ho inserito in questa slide dice come i progetti internazionali abbiano favorito la qualità e l'utilizzo degli open data. Quindi un binomio importante, mi sembra già sottolineato, ma che i progetti internazionali hanno portato ulteriormente avanti con delle peculiarità che adesso io vi illustro. Anzitutto il cammino che la Regione Veneto ha fatto in questi anni con i progetti internazionali parte dalla quantità e dalla qualità dei dati, che in qualche modo io associo al progetto Homer, un progetto chiuso ancora parecchi anni fa, ma che è stato il punto di partenza di questa riflessione internazionale, oserei dire anche della collaborazione con la Regione Piemonte, tra l'altro. Poi c'è stata un passo ulteriore legato alla qualità e ai servizi locali necessari per favorire l'utilizzo degli open data, e su questo il progetto Interreg Odeon si è soprattutto concentrato, e attualmente stiamo parlando di servizi, di prodotti con un livello più tecnologico più accentuato. Giustamente venivano citate le API, e questo è ricollegabile al progetto DEAS, che è un altro Interreg ma al PySpace. Venendo più in particolare, il progetto Odeon, che come vedete si chiama Open Data for European Open Innovation, quindi collega la qualità e la disponibilità di dati ai processi di innovazione aperta, è un progetto che mette in collegamento partner del Mediterraneo,
del Veneto, della Slovenia, della Croazia, del Montenegro, greci, francesi e da ultimo spagnoli della Catalogna e dell'Aragona. Questo progetto che io sintetizzo con alcuni aspetti, ha sviluppato una piattaforma che, se vedete, cerca di convogliare i dataset su 3 grandi tematiche, quella delle industrie culturali e creative, la green e la blue growth, cercando quindi di mettere a disposizione dati che abbiano, che alimentino questo portale e quindi permettano al livello locale uno sfruttamento e una valorizzazione più sistematica. Si articola poi in centri erogatori di servizi, qui ne vedete alcuni, eccoli qua tutti, compreso quello veneto, che però poi sarà ampiamente descritto da Andrea Galeotta, e tutta questa disponibilità di dati si è tradotta in un set di servizi che, come vedete, è fortemente indirizzato alla nascita e allo sviluppo di impresa. Quindi un portale alimentato da dei datasets che vengono usati per fare formazione, per aumentare la conoscenza, per sviluppare il business e per creare network. Infatti, come vedete qui, il progetto Odeon alla fine è una rete di 10 partner che si organizzano intorno a 7 data hubs, quindi a 7 centri di erogazione di servizi, che sono collegati tra loro in una collaborazione internazionale per condividere, scambiare e anche fare lobby, che noi chiamiamo per comodità un distretto mediterraneo dei dati. Questa strategia, che è la strategia del progetto Odeon, è una strategia che ha portato a tanti risultati. Io ve ne mostro soltanto qualcuno. Una study visit che ha visto la partecipazione di persone provenienti da Slovenia, Italia, Montenegro, Croazia, che insieme hanno visitato alcune realtà imprenditoriali di questi paesi che vivono, che fanno business, che lavorano sugli open data. Un hackathon che anche a livello, una serie di hackathon con i quali si sono sviluppati tanti prodotti o tanti possibili prodotti. Qui vedete ad esempio il vincitore dell'hackathon Veneto, che punta tutto sulla mobilità sostenibile. E sappiamo quanto questo prodotto sia fortemente, sia molto importante in una ottica di vivibilità, di sostenibilità sia del tessuto urbano sia più in generale del tessuto regionale. E poi una serie di eventi, di incontri dove si è alzato il livello di attenzione verso gli open data, perché, diciamolo chiaramente, gli open data ora sono anche molto di moda, fatemi passare questo tema, perché collegati strettamente anche all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e quindi una emergenza di questo tema che però fino a qualche tempo fa non era proprio così evidente. Ora magari cavalchiamo l'onda di questa rilevanza e facciamola diventare un motore di sviluppo. Il secondo progetto su cui vorrei fermarmi brevemente è invece il progetto DEAS. Come vedete qui l'ambito di applicazione è più ampio. Notate come si parla di data economy, quindi già l'economia
l'approccio è non soltanto quello dell'open data, ma dell'open data all'interno di un modello di sviluppo che privilegia tutta la capacità che deriva dallo sfruttamento dei dati e dalla digitalizzazione. Questo è un progetto che si localizza sull'area alpina. Anche qui la regione del Veneto è il capofila, ma abbiamo la regione Piemonte con CSI e con Vercelli. Nel Veneto, oltre alla regione, abbiamo la Camera di Commercio di Padova, poi abbiamo la città metropolitana di Lione, abbiamo le città di Mulhouse, di Strasburgo, abbiamo la città di Costanza, abbiamo il Baden-Württemberg, abbiamo Linz, Graz e Lubiana. Come vedete è un network molto ampio, caratterizzato molto da città che si interrogano su come migliorare la vivibilità, come migliorare i servizi per il cittadino, soprattutto lavorando su 3 settori fondamentali: l'ambiente, il turismo, la cultura e i trasporti. Come dicevate prima, il progetto DEAS fa un passo in avanti perché non soltanto parla di dati, ma introduce anche un aspetto tecnologico avanzato che è dato dalle API, dagli Application Programming Interface, che vengono previsti nel progetto, verranno sviluppati per favorire appunto la nascita di prodotti e servizi collegati all'ambiente, al turismo e alla mobilità. L'ultima cosa che mi piace farvi vedere, questo è un progetto iniziato da poco, quindi siamo ancora nella fase di sviluppo, ma abbiamo già un primo strumento, penso sarà uno strumento di cui poi Angela parlerà molto più diffusamente. Lo introduco io perché è uno dei pilastri del progetto DEAS, la piattaforma Yucca, e poi una serie di analisi che stiamo facendo per capire quali sono le aspettative, quali sono le esigenze che i cittadini chiedono prima di tutto ai cosiddetti policy maker, ma poi anche alle aziende sui grandi temi del vivere, del wellness, secondo i canoni della mobilità, secondo la sostenibilità e secondo le caratteristiche della cultura e del turismo. Termino con un'ultima indicazione: chi poi volesse ancora avere informazioni su questi 2 progetti trova quanto gli serve per il progetto DEAS nel sito che vi sto indicando ora. Per chi è interessato al progetto Odeon trova comunque queste indicazioni, altrimenti va nel sito della regione, c'è una sezione dedicata, vedete proprio i 3 bottoni sulla home page del portale, e qui trovate i 3 progetti, 2 di questi, 2 dei quali sono quelli che vi ho illustrato ora. Grazie e spero di aver dato di aver fatto una presentazione sufficiente. Grazie. Grazie a te Roberto, la presentazione è stata molto chiara, seppur breve, ma per rispettare i tempi, quindi ti ringrazio ancora, molto incisiva, perché abbiamo capito effettivamente come questi 2 progetti, Odeon DEAS e il vecchio Homer, passami, un po' di anni sono passati, hanno contribuito a definire la strategia e poi anche la parte di implementativa della Regione Veneto. L'hai citato tu prima, il dottor Galeotta ci parla un po' nel dettaglio di un progetto specifico, in particolare ci parla dei data hub, di questi spazi virtuali
purtroppo, perché anche in questo momento incontrarsi la socialità in presenza è un po' più faticosa, che dovrebbero proprio favorire l'innovazione, la Open Innovation partendo dai dati. Quindi lascio ad Andrea Galeotta lo schermo e l'audio per i consueti 10 minuti. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Condivido lo schermo un attimo. Vediamo qui. Si vede? Perfetto. Sì, come ha detto bene il dottor Sandrini, il progetto Odeon è un progetto transnazionale che ci ha visti collaborare per 3 anni, è iniziato ad aprile 2018, con diversi partner dell'ambito del Mediterraneo. Uno dei punti principali del progetto Odeon era quello di creare un data hub in ogni regione partecipante e poi di collegare questi data hub. Noi qui in Veneto siamo partiti, tra virgolette, agevolati, perché la nostra regione già aveva fatto un grande lavoro non solo con il progetto Homer, ma anche proprio con l'attività, con le risorse della regione, per sensibilizzare e per creare un tavolo regionale di coordinamento sugli open data. Per cui quando abbiamo fatto la call pubblicata da Camera di Commercio e da Regione del Veneto per invitare enti pubblici, imprese, hacker civici, sviluppatori, ricercatori, rappresentanti del mondo accademico ad aderire al Data Hub, direi che è andata molto bene. Abbiamo avuto più di 50 manifestazioni di interesse e il Data Hub del Veneto si è caratterizzato dall'essere una struttura virtuale che nelle nostre intenzioni avrebbe dovuto poi avere anche dei momenti di incontro e di coprogettazione molto fisici. In realtà purtroppo abbiamo avuto il lancio del Data Hub, che significativamente abbiamo ottenuto durante la manifestazione delle celebrazioni del centenario della Fiera di Padova, quindi proprio in fiera, la stessa struttura che ci ospita oggi, quindi si parla di maggio 2019. Dopodiché ci sono state alcune riunioni per andare a capire insieme quali fossero i bisogni degli attori e come poter andare a strutturare in modo concreto le attività del progetto Odeon per rispondere ai bisogni di chi con i dati ci lavora tutti i giorni. L'esito è stato un evento di formazione fatto fisicamente a febbraio, a metà febbraio di quest'anno, dopodiché abbiamo dovuto riprogettare tutti gli interventi previsti dal nostro programma, che potete vedere riassunti in questa slide, per portarli online. In particolare abbiamo fatto l'esperienza di un hackathon online dal 20 al 22 aprile, 10 gruppi di lavoro che si sono cimentati con le sfide che noi avevamo dato, che andavano dallo sviluppo sostenibile alla ripartenza dell'economia dopo il Covid, 6 finalisti, in particolare al primo posto il progetto Move presentato da Ettore Falde, a cui accennava anche il dottor Sandrini. Il nostro Data Hub è stato poi coinvolto con una serie di workshop tematici di approfondimento realizzati con esperti di primo livello. Siamo partiti a marzo-aprile con l'Eurosportello Veneto, con una rete che ha vinto la gara d'appalto che avevamo fatto, che comprendeva Digital Innovation Hub di Vicenza, CNA di Padova, T2I, che è una società consortile riconosciuta, diciamo, come esperta di innovazione a livello regionale, e altre imprese. E poi abbiamo concluso questa attività di workshop tematici proprio il 25 di novembre con una serie di 3 approfondimenti con SMACT Competence Center per l'Industria 4.0. Come vedete
il Data Hub che non ha lavorato in modo chiuso, ma che si è aperto cercando di coinvolgere nel progetto Audion anche le competenze e le esperienze che potessero veramente aiutare i nostri imprenditori a lavorare meglio, perché l'obiettivo di Audion è quello di dire ok, ci sono gli open data, ma perché gli open data, tra virgolette, funzionino, bisogna che da un lato le pubbliche amministrazioni, chi pubblica i dati, impari come pubblicarli e quali dati pubblicare perché possono avere un valore economico. Dall'altro, chi invece lavora nell'ambito dei dati deve conoscere cosa sono gli open data, dove trovarli e come utilizzarli. Un altro aspetto importante che ha visto coinvolto il nostro Data Hub sono state le study visits. Purtroppo, vista la situazione, abbiamo dovuto passare anche queste online. Comunque sono state veramente molto interessanti, anche a detta dei partecipanti. I questionari di valutazione che abbiamo raccolto erano con un livello di soddisfazione molto elevato. 3 study visit, 5 maggio, il Digital Innovation Hub di Vicenza, il 7 maggio Infocamere, che ricordiamo è il più importante data center sull'economia italiana, visto che tiene i dati di tutto il registro delle imprese, e Paradigma Exponential Hub, e il 15 ottobre l'International Study Visit, a cui accennava il dottor Sandrini, che abbiamo realizzato insieme ai nostri partner sloveni, croati e montenegrini. Il progetto Audion non si ferma. Vi invito già a collegarvi con noi il 17 di dicembre perché avremo l'evento finale del progetto. Per maggiori informazioni sono a disposizione, potete contattarmi all'indirizzo mail del nostro ufficio progetti europei, progetti@pd.camcom.it. Grazie. Grazie dottor Galeotto, è stato molto chiaro, bella questa esperienza anche degli study visit che ovviamente hanno usato tecnologie digitali ma che hanno prodotto lo stesso effetti interessantissimi, soprattutto nella dinamica di partecipazione di questi gruppi internazionali. Adesso coinvolgerei in questa tavola rotonda il dottor Gianluigi Cogo, che dovrebbe connettersi, eccolo qui, a cui faccio 2 domande ma che probabilmente hanno la stessa risposta. La prima domanda è come riuscire a capitalizzare e a disseminare i risultati di questi bei progetti europei a livello territoriale e quindi farli diventare patrimonio un po' di tutta la comunità di 563 comuni del Veneto e ovviamente di tutte le realtà che hanno questi comuni e di tutti gli operatori di questi territori. E la seconda domanda è: il Veneto, come abbiamo capito, non si è limitato a approcciare il tema degli open data come un adempimento previsto dal codice di amministrazione digitale, da norme successive, ma in realtà l'ha fatto diventare come linfa di percorsi di open innovation. Quali sono le strategie future? Che cosa state facendo per in qualche modo rispondere a queste 2 domande che le ho sollevato? Luigi, non ti sentiamo. Pronto? Sì, ero concentrato sulle slide, quindi non avevo riaperto l'audio. Dicevo intanto... Concentrato sulle domande. Sì, sulle domande, sulla presentazione, scusami. E sulle domande che mi hai fatto, fra l'altro. No, dicevo intanto sì, ringrazio ovviamente per l'invito all'organizzazione, ma ringrazio anche i relatori precedenti che hanno già inquadrato abbastanza bene, diciamo, l'ecosistema su quale ci muoviamo e vengo ovviamente a dare risposta a quello che mi hai chiesto, facendomi accompagnare anch'io da una serie di illustrazioni che ovviamente sono in inglese perché le utilizziamo spesso, come è facile immaginare, anche nei progetti europei, ma che comunque vanno, spero o auspico che vadano proprio ad inquadrare il tema dell'innovazione aperta e perché noi abbiamo inserito l'open data, credo per primi assolutamente in Italia, all'interno del paradigma dell'open innovation. Molto velocemente, allora, diciamo che
Il tema dell'open data parte come adempimento, come hai detto tu, e quindi viene visto tipicamente nell'ambito dell'e-government come una delle cose che deve fare la pubblica amministrazione. C'è un obbligo, è sancito ormai da diversi combinati disposti che sono partiti dal CAD, ma che poi sono arrivati a normative più specifiche e ovviamente hanno il loro, diciamo, la generazione madre è la direttiva PSI dell'Unione Europea, che adesso è appena stata rivista, e quindi di fatto è un adempimento, e quindi la pubblica amministrazione tende a muoversi nell'ottica dell'adempimento, comportandosi come di solito ci si comporta, per cui mettendo a disposizione la maggior parte dei dati su un contenitore standard, sia da un punto di vista tecnico che semantico, e a quel punto cercando, come soggetto aggregatore nel caso delle regioni, di facilitare in questo compito anche i comuni, e quindi rispondo alla prima domanda, nei confronti del territorio che cosa si offre? Supporto tecnologico, perché chiaramente l'investimento sul portale è abbastanza importante, non è soltanto un one shot, ma ha bisogno di gestione duratura nel tempo e soprattutto di implementazione e migliorie continue. E ovviamente l'altro compito è quello di acculturare, quindi rientriamo sempre su quei compiti che prima descriveva anche il direttore, che poi sono emanazione diretta dell'agenda digitale, tutto il tema della capacitazione, quindi dell'empowerment, anche nel caso dell'open data, diventa per un soggetto aggregatore come la regione compito di fare cultura nei confronti dei comuni, che ovviamente su questi temi di solito e per fortuna con la regione hanno un ottimo rapporto, perché noi riceviamo per primi questo tipo di direttive, di regolamenti, le interpretiamo e gli diamo gambe, e loro ovviamente e giustamente si fidano di noi, della collaborazione che mettiamo in atto, e per cui questo concetto di collaborazione gov to gov, diciamo, funziona. Quindi se vogliamo dire se i comuni del Veneto hanno aderito, devo dire sì, hanno aderito già dalla prima ora. Ovviamente la prima ora come adempimento, e quindi avevamo nel catalogo una serie di comuni, adesso, e ci arriviamo piano piano, cominciamo ad averne molti di più. Però, sempre restando sul tema del data driven, capacità della pubblica amministrazione di andare oltre l'adempimento, è chiaro che noi sempre abbiamo investito, a cominciare dalla tecnologia, con degli strumenti che fossero degli strumenti indirizzati al decision making, cioè già è implicito nel nostro portale tutta una serie di funzionalità, strumenti che permettono ad esempio di fare degli elaborati, quindi fare mappe, fare grafici, fare piccole dashboard, per poter estrapolare dai dati anche il valore, e quindi grazie al valore dei dati magari avere degli elementi per prendere una decisione. Ovviamente questo, finché rimane nell'ambito del gov to gov, diciamo, ha un valore abbastanza circoscritto, e quindi attiene alle decisioni che deve prendere la pubblica amministrazione, e diciamo possono rientrare in quelli che sono anche dei pilastri fondamentali, la trasparenza piuttosto che l'accountability, che è una bella parola inglese, che vuol dire insomma essere trasparenti, ma essere anche capaci, e posso dire ultimamente vuol dire anche essere resilienti, forse, tutto sommato. E da qui abbiamo capito che bisognava cominciare a investire di più nel rapporto con le imprese e nei cosiddetti riutilizzatori finali, che potessero dare un'ulteriore valorizzazione ai dati, perché il Gov arriva fino a un certo punto, perché di mestiere non fa data analytics e non fa neanche prodotti, diciamo, derivati dai dati. Allora, è chiaro che all'interno di questo framework, che è il framework della Digital Agenda, come si può evincere, il dato è messo lì come un abilitatore, è un enabler, cioè non è che noi offriamo anche il prodotto finale, noi offriamo il dato e poi ovviamente sperando nella capacitazione del Gov, ma nella creatività, nella passione, nell'esperienza del settore privato, ci aspettiamo che in tutti quei vari settori verticali possano anche essere generate applicazioni, infografiche, chatbot, immaginatevi tutto quello che volete, che possa essere a vantaggio, da un lato, ancora per la pubblica amministrazione, ma soprattutto per i cittadini e per le imprese.
lascio perdere il portale, molto velocemente dico soltanto che ovviamente è nella compliance voluta anche dall'Agenzia Digitale, dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per cui standard tecnologici, semantici, anche di accessibilità e usabilità, quindi siamo assolutamente uniformati. E noi supportiamo la parte di capacitazione con una seconda risorsa che è appunto uno degli spazi che noi abbiamo dedicato all'Open Innovation nel portale di Open Innovation della Regione Veneto. C'è una sezione particolare tutta sui dati. Perché abbiamo deciso di metterlo lì? Molto semplicemente, questa la lascio perdere perché l'ha descritta prima il buon Roberto Sandrini e ha già impilato i vari progetti, però mi soffermerei più che altro sull'ultimo layer, quello in basso, no? Gli attori, no? Quindi perché siamo arrivati all'Open Innovation? Perché effettivamente nel momento in cui tu metti in collegamento la pubblica amministrazione con le imprese, cominci a creare una chimica nuova, diversa, che è fatta da un lato di persone, e soprattutto di persone che hanno comportamenti, hanno storie, hanno anche modi di operare diversi, no? E metterli all'interno di un ecosistema solo loro due, da un lato, diciamo, è poco qualificante, perché la pubblica amministrazione dona quello che di fatto già c'è, cioè che è un dato che già l'impresa e il cittadino ha pagato, e dall'altro lui dovrebbe dire, vabbè, quello che mi hai dato mi è bastante. Non è così, non è così, perché devono intervenire altri elementi qualificanti. L'Open Innovation non è un rapporto a due, dove uno che non sa fare le cose chiede all'altro mi dai una mano. Questo era il primo modo di fare Open Innovation. Di solito che cosa succedeva? Una grossa company multinazionale non aveva le skill per fare delle cose, prendeva una startup e poi la assorbiva. Pubblica amministrazione non fa questo. La pubblica amministrazione di solito usa il procurement, quindi è molto limitativo questo tipo di approccio. Quindi nell'open data non c'è il procurement, c'è il dono e ci si aspetta un ritorno. Io ti dono qualcosa e lo doni tu a me, ma mancano due elementi fondamentali a tutto il tema della ricerca. Quindi la capacità di quegli attori che ha descritto prima Andrea Galeota, quindi dei centri di ricerca accademici, quindi pubblici, ma anche privati, di vedere e anticipare l'innovazione, e dall'altra manca l'altro attore, che è quello della cittadinanza attiva, fatto nella sua molteplicità, che possono essere associazioni, fondazioni, gruppi di interesse, eccetera, eccetera. Seguendo l'ispirazione dell'Open Innovation europea, mettere questi 4 attori in un ambito di innovazione aperta multiattoriale, dove dall'inizio tutti e 4 si occupano di progettare elementi di innovazioni con orientamento all'innovazione sociale, quindi al benessere delle persone e delle imprese, è probabilmente il modo migliore per portare dei progetti al successo. Ed ecco perché anche noi abbiamo voluto inserire, cioè anche noi come il resto d'Europa, però prima in Italia, inserire i dati in questo elemento innovativo. E quindi dove far atterrare tutto questo? Perché finché facciamo sperimentazione e facciamo rete e collaborazione con i progetti europei, non si vedono ancora tangibilmente i prodotti finali. Ecco che grazie a questa esperienza siamo riusciti a negoziare con l'Europa anche dei fondi strutturali, quindi il fondo strutturale è un qualcosa che va a determinare veramente un cambio, e lo dice la parola stessa, strutturale, quindi che non sia soltanto una sperimentazione, ma che sia un effetto veramente tangibile di cambiamento. Per fare questo, ovviamente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito un bando, fra l'altro devo dire un bando parecchio difficile da costruire, perché è uno dei primi in Europa che si occupa di queste tematiche, nel quale abbiamo messo al centro come elemento di ingrediente primario i dati. Abbiamo scelto dei luoghi aperti, ecco perché Open Innovation fuori dalla pubblica amministrazione, e abbiamo di fatto costretto i beneficiari a utilizzare gli stessi protagonisti che abbiamo utilizzato nei progetti europei, quindi i famosi 4 attori della quadrupla elica dell'innovazione, e che quindi sono, come vedete, individui piuttosto che start-up, università, aziende, eccetera, eccetera, eccetera. La metodologia.
E vado a chiudere. La metodologia ovviamente che cosa prevede? Prevede che noi come regione continuiamo ad avere la governance di tutto questo e che ci mettiamo l'ingrediente, nel caso degli open data, primario, quindi la disponibilità di questo petrolio. Dall'altra parte ovviamente ci mettiamo anche la potenza di calcolo, quindi il sistema e il portale. L'orientamento è però non più di mettere a disposizione solo i dati perché vengano scaricati e poi qualcuno ne fa qualcosa. No, vogliamo gestirli attraverso il nostro sistema di API Gateway in modo da sapere chi li utilizza e soprattutto entrare in un'ottica di collaborazione con chi utilizza le nostre API per poi valorizzare i risultati, perché se qualcuno che ha utilizzato le nostre API ha sviluppato dei prodotti, quei prodotti sono buoni per la pubblica amministrazione, secondo me abbiamo fatto bingo. Questa è la vera open innovation, cioè nel senso tu che sei fuori utilizzi infrastruttura pubblica, governance pubblica, dati pubblici, ma quello che produci, che è un prodotto utile in ambito sociale, lo ritorni alla pubblica amministrazione che in questo momento ha fatto un investimento a valore molto alto. In breve, sostanzialmente, come vedete, questa è la nostra storia. Siamo partiti semplicemente dall'esposizione e dalla messa a catalogo dei dati a una comunità secondo gli standard. Abbiamo cercato il più possibile di dare elementi di cultura e di capacitazione, e ora quello che ci aspettiamo, governandolo, ma non è un governo, non è una regia regionale, cioè orchestriamo un po' la capacità dei beneficiari, che sono 10 al momento, 10 comuni del Veneto capofila per un impegno di 7 milioni di euro, di creare questi prodotti largamente, e vi giuro, lo sottolineo 100 volte, noi gliel'abbiamo non solo scritto nel bando, ma glielo chiediamo tutti i giorni, orientati all'innovazione sociale, perché possano riportare del valore sul territorio dove operano loro e in generale sul territorio della nostra regione. Grazie. Bene, grazie Gianluigi. Hai risposto chiaramente alle due domande, quindi a come riuscire a capitalizzare queste esperienze internazionali e come riuscire a passare dall'adempimento all'open innovation. Mi sembra che la sintetizzo in un'unica parola è: dobbiamo in qualche modo in questo caso spingere sull'Innovation Lab e sui 10 spazi nuovi che 10 aggregazioni comunali stanno aprendo a livello regionale. Passerei adesso la parola ad Angelo Appendino di CSI Piemonte, al quale ha il compito assai difficile, ma sicuramente sappiamo che ce la farà, di rispondere a un'altra domanda banale, ma il dottor Cogo ha detto che i dati in realtà sono l'elemento grezzo da cui partire, poi da lì a costruire politiche ci passa molto, no? Nel mezzo probabilmente bisogna metterci degli strumenti, tra cui sicuramente, lo citava prima anche il dottor Sandrini, voi avete usato questa bellissima piattaforma Yucca. Il tema vero è, ok, dati grezzi, piattaforme di elaborazione di analisi, politiche, però alla fine, come abbiamo detto prima, noi dobbiamo puntare a far vivere meglio i nostri cittadini. Ce la facciamo? Ci proviamo, ci proviamo. Grazie dell'ospitalità, provo anch'io a condividere qualche slide. Mi aiuta. Sì, l'obiettivo è far vivere meglio i cittadini. Parliamo di smart region, parliamo di smart landscape, parliamo di qualcosa che ci aiuti a vivere in modo più intelligente, a vivere in modo migliore il territorio e sicuramente ad avere anche magari in questo momento un po' più di resilienza. Qual è la strategia che ha adottato il Piemonte ponendosi proprio come ente che ha voluto facilitare l'intero territorio su cui appunto ha provato a andare a definire una strategia dati open, ma non solo. Quello che abbiamo provato a fare, che ha provato a fare la Regione Piemonte, qua lo devo fare questo, ok?
e provare a fare una strategia che ci portasse ad aiutare uno smart landscape regionale anche attraverso i dati, attraverso le piattaforme, per poi sviluppare dei nuovi servizi intelligenti. Sicuramente un percorso di crescita. Quando qualcuno mi contatta, mi parla e mi dice: ah sì, voi siete stati la prima regione in ambito dell'open data, avete fatto il portale, avete fatto una legge regionale, siamo tutti contenti, ma noi adesso è qualche anno che proviamo a andare un pochino più in là, proviamo a crescere, e l'open data ci ha dato l'occasione di imparare sicuramente tante cose e di capire che anche dalla crescita degli strumenti serve poi andare a definire una strategia complessiva di valorizzazione dei dati che poi ci porti anche a farne fruire in parte dei dati aperti. Quindi negli ultimi anni è nata proprio quella che è l'iniziativa di valorizzazione dati regionale. È un'iniziativa grande, è un'iniziativa complessa che sicuramente ha visto la luce dopo qualche anno di gestazione, diciamo, ci abbiamo pensato un po', e che prende in considerazione e vive di tutti quelli che sono i rapporti con l'Europa, i rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale, vive dei rapporti con i vari progetti europei che ci supportano in vario modo, tra cui anche il progetto DEAS, che ci dà poi modo anche di imparare e di provare sul campo qualche effetto della strategia, ed è anche finanziata da quelli che sono i fondi della politica di coesione. Cosa stiamo facendo? È un'iniziativa che è in atto, non è ancora conclusa, è iniziata nello specifico quest'anno. È un'iniziativa che vuole andare ad agire su 3 assi fondamentali. Un arricchimento sicuramente di quello che è tutto il patrimonio informativo regionale. Si parla spesso di data lake, che vogliamo mettere a disposizione dei cittadini, ma iniziamo anche solo da tutti i soggetti della pubblica amministrazione, delle imprese, i dati del territorio. Sicuramente per fare questo è stato necessario agire sul secondo asse, che è un potenziamento della piattaforma. In questo caso abbiamo Yucca, e Yucca proprio piattaforma per lo smart landscape, e a seguito di queste 2 azioni lo sviluppo ovviamente poi di cruscotti, di servizi, di tutto quello che possa aiutare i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione stessa a vivere meglio. Perché lo vogliamo fare e perché insistiamo sull'importanza di mettere a disposizione un repository di dati ragionato, utile, sistematico, pulito, tutto quello che ci siamo già detti prima, perché vogliamo riuscire a utilizzare nel modo corretto questi dati. Insistiamo tanto sul concetto di desiloing delle informazioni e di unico punto di accesso ai dati. Cosa intendiamo quando vogliamo fare questo? Vogliamo proprio rompere i vari silos che sono fisici ma anche organizzativi dei vari enti o dei vari settori all'interno degli enti, in modo tale che tutti possano utilizzare tutti gli stessi dati, senza andare a chiudersi nei tradizionali comparti cultura, turismo, ambiente, che tradizionalmente limitano in parte poi l'utilizzo e la valorizzazione vera di questi dati. Quindi ci spendiamo tanto per dare la possibilità proprio di accedere alle informazioni senza nessuna duplicazione, quindi creando uno strato di informazioni unico, accessibile e accessibile dai vari attori che ne hanno bisogno, ovviamente con un grosso sforzo di data governance, perché serve una regia complessiva su questo grosso patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni. L'abbiamo detto prima, come lo facciamo? Lo facciamo anche attraverso l'utilizzo e la valorizzazione di una piattaforma regionale, che è stato un investimento della Regione Piemonte, che vuole proprio
dare la possibilità di sfruttare i dati da parte di vari ecosistemi, andando a sfruttare anche una logica, anche come dicevate prima, pubblico-privato, quindi andando a mettere insieme utilizzatore e domanda e offerta, diciamo così. Una piattaforma che dia la possibilità di ragionare sempre più in logica smart, quindi dia la possibilità di interconnettere cose e persone, quindi di utilizzare tutti quelli che sono anche i dati di nuova generazione. Una piattaforma che poi permetta di fare elaborazioni in self-service e che poi permetta anche di fruirne via API, come ci dicevamo prima, che viene utilizzato, funzionalità che viene utilizzata anche ad esempio con il progetto DEAS. Dicevo prima, è un'iniziativa che abbiamo iniziato da qualche mese, da un annetto. Si tratta proprio di fare un nuovo collettore unico di dati. Cosa abbiamo ad oggi in questo grande collettore? Abbiamo dati di moltissimi ambiti, perché l'iniziativa è partita in modo parallelo sui vari ambiti regionali e delle altre pubbliche amministrazioni della Regione Piemonte. Abbiamo 265 fonti individuate, 100 organizzazioni. Al momento abbiamo 9.000 dataset, che sono tanto, sono poco, dipende da quanto sono grandi i dataset. Noi cerchiamo di renderli nel modo più grosso, visto che abbiamo la possibilità di avere una piattaforma che gestisce big data, perché non usarla, e quindi di avere dei dati, dei dataset che ci permettano poi un utilizzo informatizzato di questi dati, e sono stati sviluppati su questi dati già quasi un centinaio di sistemi di fruizione, quindi di cruscotti, dashboard, siti che utilizzano sempre questi dati in modalità selettiva, quindi magari la Regione Piemonte ha bisogno di utilizzare un dato e la città metropolitana di Torino ha bisogno di utilizzare lo stesso dato. Si punta allo stesso dato, che quindi rimane certificato unico. Lo stesso questo tema, ma riteniamo importantissimo per evitare la deriva della disinformazione anche. In questo contesto, diciamo, l'open data diventa uno dei sistemi di fruizione di questi dati, di quei dati che hanno la caratteristica di essere open, quindi che hanno la caratteristica di poter essere utilizzati da pubblico con una licenza, che non sono riservati. Ne approfitto e chiudo per farci anche un po' di pubblicità, che non fa mai male. La prossima settimana all'interno di questa iniziativa abbiamo anche compreso il rifacimento del nostro portale per gli open data, e quindi invito tutti ad accedere al nuovo Dati Piemonte, che avrà questa bellissima faccia. Grazie Angela Appendino, grazie del tuo intervento molto chiaro, grazie anche di aver giustamente calibrato come l'open data è una delle fonti fondamentali di queste nuove o di queste piattaforme che ci permetteranno di vivere in città più abitabili, con la qualità dell'aria migliore, con meno traffico, più smart, più resilienti. Ho usato giustamente una parola che in questo frangente temporale è molto importante. E mi sembra che siamo arrivati praticamente alla conclusione del nostro percorso, della nostra sessione specifica. Chiedo se Luca, il nostro chairman, ha delle domande dalla regia, oppure proverei a chiudere. No, io non ho domande dalla regia, perché sono stati veramente dei contributi molto ricchi, Luca De Pietro, e quindi non ci sono approfondimenti specifici che ho da chiederti, perché veramente altrimenti si aprirebbero
ulteriori approfondimenti di un'ora, però volevo proprio chiedere a te invece di trarre un po' di conclusioni. Qui abbiamo visto veramente delle pratiche molto buone messe in atto dalla Regione Veneto. Diciamo che c'è un fil rouge che parte dalla mattinata di oggi e arriva fino al pomeriggio. Abbiamo parlato di Smart Region con l'assessore e più volte abbiamo focalizzato l'attenzione sul fatto che quando parliamo di città del futuro in realtà dobbiamo parlarlo, declinarlo all'italiana e ancor più alla veneta, visto che trasmettiamo da Padova. Siamo in un territorio diffuso. Il concetto stesso di città tra le province di Padova, Treviso, Vicenza e Venezia è in qualche modo labile, attraversa i confini comunali. Abbiamo bisogno di un'infrastruttura che faccia comunicare cittadini e pubbliche amministrazioni che hanno grandissima qualità, hanno grandissime visioni e riescano in qualche modo a contaminarsi. Tra l'altro segnalo a tutti i visitatori della nostra piattaforma digitale che possono visitare anche appunto gli stand virtuali di Veneto Innovazione, dell'agenda digitale e anche degli Innovation Lab proprio attraverso il sito Cityvision. Quindi lascio a te, Luca, trarre un attimo le conclusioni da queste belle esperienze che ci avete esposto. Beh, allora sicuramente oggi non è un punto di arrivo, ma coglierei anche con la vostra collaborazione l'idea di fare un punto di ripartenza anche per le prossime edizioni di Cityvision. Il tema mi sembra un tema cruciale, la dimensione delle nostre città, i fenomeni ormai che superano i confini amministrativi come la mobilità, l'inquinamento, il trasporto anche soft delle persone richiedono una programmazione, un ambito di intervento superiore alla scala dimensionale, quindi sicuramente parlare di Smart Region, Smart Land è un tema centrale. E in questo dibattito sicuramente abbiamo visto il tema delle tecnologie è un prerequisito, come un prerequisito il tema ovviamente di avere le fonti dati, ma ce ne sono già moltissime, alcuni sono open dati, altri abbiamo visto possono essere le persone, altri ancora possono essere i sensori IoT. Io trattengo 3 aspetti importanti dal confronto che ho avuto con questo panel, veramente confermo la tua sensazione di altissimo livello. La prima è che dobbiamo attrezzarci perché questa raccolta e elaborazione dei dati sia continuativa e sempre di più automatizzata, questo è un elemento fondamentale. Dobbiamo pensare a quello che dicevamo prima, a una scala che sia necessariamente una scala regionale, in grado di gestire e ovviamente di valorizzare le dinamiche territoriali, le dinamiche locali, ma che abbia la capacità di prendere decisioni su scala regionale e poi una capacità di confronto tra le regioni, perché immagino che quello che succede in Piemonte, per esempio, per quanto riguarda il meteo o l'inquinamento, spesso arriva, diciamo, da questa parte anche in Veneto, quindi avere fenomeni di interconnessione interregionale è fondamentale. Terzo aspetto su cui mi sembra che il panel oggi abbia sollevato veramente un punto di attenzione è che questi dati, seppur importantissimi, seppur doverosamente raccolti e elaborati dalla pubblica amministrazione, devono essere poi dati messi in condivisione col settore pubblico, col settore privato, con le start-up, con i civil hacker, con tutti quelli che possono fare di questi dati un uso intelligente, perché sicuramente la politica, la pianificazione politica userà questi dati per progettare al meglio i nostri territori del futuro, ma poi questi dati potrebbero essere utilizzati veramente nella nostra vita quotidiana. Quindi tantissimi spunti per il futuro e sicuramente ci dovremo rivedere, Luca, per la prossima edizione. Sì, o la prossima edizione digitale o fisica, comunque sia, promuoviamolo già, organizziamolo insieme, un confronto, un tavolo di confronto tra tutte le regioni italiane. Esattamente questo spunto che hai lanciato io penso che debba partire da qui, da Cityvision. Noi ospiteremo molto volentieri questo confronto, lo organizzeremo insieme perché c'è bisogno di cultura del dato e cultura di queste buone pratiche che avete esposto. Quindi ringrazio te, ringrazio Luca De Pietro, quindi ringrazio Idelfo Borgo, Roberto Sandrini, Andrea Galeotta, Gianluigi Cogo e Angela Appendino. Grazie mille per aver dato vita a questo panel interessantissimo e con questo, grazie e alla prossima, chiudiamo la parte dedicata di fatto alla Smart PA. Io lancio adesso un nuovo contributo video che riguarda Unizeb, che è un laboratorio interdisciplinare che sta nascendo proprio qui a Padova, promosso da
studenti dell'Università di Padova e sostenuti da aziende del territorio per creare un grande laboratorio che sperimenti tecnologie volte a creare edifici a impatto zero sull'ambiente. È un progetto molto bello e speriamo proprio alla prossima edizione di City Vision di poterlo ospitare fisicamente. Dopodiché ci sarà una piccola pausa e alle 17:30 ci troveremo con Alfonso Fuggetta per presentare Il Paese Innovatore, questo nuovo libro, un decalogo per reinventare l'Italia. Intervisteremo lui e Barbara Sala, la CEO di Delcon, una delle aziende appunto citate in questo libro. Quindi lanciamo il video di Unizeb e potete contattare il team di Unizeb anche attraverso la piattaforma digitale www.cityvision.it. Buongiorno a tutti, io sono Melissa Mitrovic e oggi sono qui per presentarvi il progetto Unizeb. Inizio facendovi vedere quello che è stato un po' la nostra ispirazione o comunque la motivazione per creare un progetto o comunque la realtà di Unizeb. Our planet is slowly dying. Our people are slowly fading. The rich tell us that it's a lie, but science proves us that it's happening. There's no denying climate change is real. The weather patterns are more extreme. The sea levels are rising fast, but yet the change is slow. I want to try to inspire another human to push for a change, to push forward. We can make it happen now. We are the people. We need to come together. We need to stop dividing each other and focus on our home. Change happens when we come together. We have the power. We have the power. We need to raise our voice. Every time that we've come together for a change, we made it happen. We must not waste another day without at least trying to give our next generation a better chance. We must decide to make this planet a better place to grow and to raise our children. Now, what do you decide? Do you decide to take our future, the next generation's future, in your hands? Or do you leave it in the hands of our current unproductive leaders? We need to act now. There's only one race on Earth. Humans. This is us. Ebbene, pensate che solo il settore delle costruzioni è responsabile del 40% delle emissioni mondiali di gas serra, del 36% dell'intero consumo energetico, del 50% delle estrazioni di materie prime e di 1/3 dell'intero consumo di acqua potabile. Ed è proprio per questo motivo che nel 2015 150 leader internazionali sono riuniti per discutere e ovviare problemi riguardanti lo sviluppo globale, il benessere umano e l'ambiente. Ed è proprio per questo motivo che alcuni studenti dell'Università di Padova, proprio in quegli anni, si sono chiesti: e noi che cosa possiamo fare nel nostro piccolo, soprattutto come studenti?
Da lì nasce un laboratorio multidisciplinare e permanente che ha come vision la promozione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica tramite lo studio, la ricerca e la formazione di eccellenza, e la cui mission si esplica tramite gli obiettivi riguardanti l'innovazione nella didattica tramite un approccio di experimental learning, dove gli studenti effettivamente hanno la possibilità di applicare concretamente le nozioni apprese all'interno dell'università, che molto spesso hanno un carattere di tipo teorico. Tra gli obiettivi compare ovviamente anche l'innovazione nel settore delle costruzioni tramite la creazione di un vero e proprio Living Lab sugli Zero Energy Buildings, ovvero di un laboratorio che si ritrova a funzionare nelle reali condizioni di esercizio. Ed è per questo che Unizero rappresenta un connubio perfetto tra quello che è la ricerca universitaria e il mondo imprenditoriale, per questo anche la promozione del trasferimento tecnologico. La nostra cerchia degli stakeholder comprende più di 20 aziende del territorio, principalmente Veneto, 4 dipartimenti dell'Università di Padova e alcuni enti sempre del territorio veneto, tra cui la Scuola Edile di Padova, presso cui verrà effettivamente costruito il primo prototipo, l'Ordine degli Ingegneri di Padova e la Fondazione Corrispondente, il Comune di Padova, Spisal, che in questo caso si presenta nelle vesti di ULS 6, e ANCE Padova, grazie alla quale saremo in grado effettivamente di concretizzare questo piccolo grande sogno. UNICEF di per sé nasce proprio nel 2015. Durante il primo anno ha avuto un momento di assestamento in cui effettivamente i ragazzi insieme ai professori stavano cercando di capire che direzione intraprendere, ma nel 2016 si inizia a pensare effettivamente a costituire quello che è il Living Lab che conosciamo oggi. Si inizia a lavorare sul progetto di un'abitazione e al momento ci troviamo nella fase conclusiva del progetto esecutivo. Quest'estate abbiamo ottenuto il permesso di costruzione e in primavera del 2021 è previsto l'inizio del cantiere. Questo rappresenta soltanto una prima tappa, perché durante il secondo anno o comunque l'anno successivo alla costruzione ci sarà tutta una fase di monitoraggio dei parametri che abbiamo individuato insieme ai professori e alle aziende. E quello stesso anno si svolgerà in parallelo una riprogettazione delle tecnologie che sono state installate nel primo prototipo, in modo tale da poterle installare per un secondo ciclo di monitoraggio l'anno successivo, quindi nel 2023. Questo rappresenta un processo ciclico, di conseguenza per questo il nostro laboratorio viene definito anche di un carattere permanente. Concretamente il progetto tratta la costruzione di un'abitazione di circa 80 metri quadri, presso cui abiteranno effettivamente gli studenti, anche se idealmente è stata pensata per una famiglia tipo, con i genitori e con un figlio. La caratteristica particolare di questa abitazione è che c'è una copresenza di diverse soluzioni nelle medesime condizioni di esercizio, in modo tale che si possa avere un effettivo confronto sulle prestazioni delle diverse soluzioni. Ed è per questo che troviamo la soluzione a capoto, la facciata ventilata, sulla stessa parete rivolta al sud, poi c'è la copertura con il tetto verde, il legnino semplice e il pavimento flottante. E poi per quanto riguarda invece il riscaldamento e il raffrescamento, la casa opererà tramite pannelli radianti installati al soffitto. Inoltre l'approvvigionamento dell'energia elettrica si otterrà grazie ai pannelli fotovoltaici dimensionati appositamente e posizionati sul tetto della casa. Inoltre la gestione della qualità dell'aria sarà garantita dalla ventilazione meccanica controllata, mentre all'esterno della casa, per quel che concerne la gestione dei reflui, principalmente reflui solidi o comunque di tutti i rifiuti che provengono dalla casa, è presente il sistema di fitodepurazione. Ed è per questo che le tematiche di ricerca e di sviluppo che effettivamente verranno trattate all'interno di questo laboratorio sono inerenti all'involucro edilizio, gli impianti energia rinnovabile e stoccaggio, il comfort, qualità dell'aria, illuminazione, i nuovi materiali, nuove tecnologie che le aziende hanno la possibilità hanno voglia comunque di sperimentare queste tecnologie che magari sono già uscite sul mercato oppure no.
Poi ovviamente acqua, reflui e rifiuti, l'accessibilità, la domotica e smart building, elettrodomestici di nuova generazione, Occupants Behavior Engagement Occupants. Questo è un punto fondamentale perché durante la fase di monitoraggio, visto che ci abiteranno gli studenti, avremo la possibilità di studiare come l'utente finale effettivamente vive queste abitazioni smart, queste soluzioni che effettivamente possono essere anche molto più avanzate rispetto a quello che conosciamo sul mercato, e poi ovviamente anche la flessibilità energetica. Ultima ma non ultima, recentemente insieme alla copisteria Berger abbiamo sviluppato un'applicazione di realtà aumentata grazie alla quale è possibile posizionare il nostro edificio sul lotto, comunque in qualsiasi posizione, e grazie anche alla disponibilità di un visore, come dire, l'esperienza sarà ancora migliore perché si potrà appunto vedere la casa all'interno con a sua disposizione dei mobili, e con i successivi sviluppi che prevediamo insomma di adoperare sarà possibile effettivamente vedere anche alcune precauzioni che abbiamo preso insomma a livello di illuminazione o comunque di disposizione degli arredi o di certi materiali insomma. Qui appunto ci troviamo all'interno della casa della zona giorno, scusate, e qui invece entriamo nella parte del corridoio che si affaccia insomma sia sul patio che la parte esterna, ma anche sulla data room, bagno tecnico, il bagno e poi la camera singola e la camera matrimoniale. Qui vi lasciamo con alcuni articoli che sono usciti insomma nell'ultimo periodo sul nostro progetto e che, come dire, testimoniano questa esperienza che è nata bottom up proprio su iniziativa degli studenti ed è diventata una realtà veramente grande e importante di riferimento per il territorio patavino ma anche veneto. Questi sono i nostri contatti per qualsiasi domanda, curiosità o comunque anche qualche informazione sulla sponsorship. Potete scriverci sulla nostra mail, visitare il nostro sito o comunque seguirci sui social, perché ci saranno grandissime novità, soprattutto quando inizierà il cantiere. Grazie per l'attenzione.